lei è una cosa normale, dove tutte le società democratiche le rispetta questo, mai le rispetta il primo qui che le fa. Quando ti superi una soglia del 50% e ti arrivi al 70%, e nei casi anche di gente che paga il 110%, guarda in giro, guarda che robe da fuori di testa. Quando ti arrivi a chiedere alla gente l'acconto del 101, come te dici al ristorante, che senti mi deve dare l'acconto, sì, quanto è? No, guarda, almeno non costa 40 euro, dammi 41 euro e dopo te do da mangiare, forse. Dato, te senti te paghi, cameriere dopo lì, no, come un mio tempo da mangiare, perché io mi guardo l'acconto, beh, ma lo teniamo per la prossima volta. Cioè arriviamo, ormai nega modificare secondo me il DNA e anche i neuroni, che accettiamo qualsiasi cosa che la passa per normale. Dopo ti arriva i professoroni che va in tv e ti dice il problema dell'Italia è l'evasione, e quando il Veneto alza la testa, Veneto evasore, li abbiamo mantenuti tutti noi altri, li abbiamo mantenuti tutti quanti per generazioni, che i nostri nonni si spaccavano la schiena, mio papà si spaccava la schiena, mia mamma anche le curve, mia mamma la va via così, perché la lavorava nei campi, 470 euro di pensione. Ancora mi dico, sai chi mi ha diminuito la pensione? Ma cavaliere 30 euro mi ha detto. Cioè, siamo all'idea così. E noi altri accettiamo queste robe qua, che veramente la grida vendetta sta roba qua. Cosa si può fare? Non sono mica qua stasera per farvi la testa, ma è giusto che partiamo da sapere cosa è il problema. Dobbiamo trovare una soluzione. La soluzione quale era? Che mettiamo in mano, la soluzione dei problemi mettiamo in mano la soluzione dei problemi alla destra, alla sinistra, che non esiste più, perché non esiste più, alla Lega, alla Moretti, i nuovi disegni. Mettiamo i giovani, giusto? È giusto mettere i giovani in politica, è giusto mettere le donne, li dicono altri che abbiamo le donne, sì, ma è possibile che trovano tutte le donne più imbecilli che vengono in giro? È possibile che sa gli uomini imbecilli e gli mette le imbecilli? È possibile che non sia una casalinga, una pensionata che le sa cosa vuol dire andare a fare la spesa? No, arriva sta qua che la ti dice, esempio, che bisogna andare da parrucchiere, tenersi bene 2 volte a settimana, cioè che le donne fuori, che le fa i sacrifici per mantenere la famiglia, sta parte dice che è importante che una donna la vada dall'estetista 2 volte a settimana. Un caso, ma questa non è che glielo in particolare, perché glielo con tutti, posso parlare della destra e della sinistra. Quindi il sistema destra e sinistra è la più grossa presa per i fondelli che si abbia inventato, per tenerne divisi ancora di più, perché è un gioco. Quando siamo in televisione, la rete A, sono via con tre del nostro gruppo, ho detto vieni via con me, che al manco vedi come la funziona. E sono contento che sia venuto, perché il trio le quinte, finché i baruffa, o fa finta di baruffare in televisione, quando è la pausa pubblicitaria o prima, se parla di mangiare, di mofora, di modellare, ma questi le anni che, cioè, quel che vedi in televisione o altri, lei è un teatrino, la politica, lei è un teatro, quello delle marionette, e loro ti fa il teatrino e si scanna uno con l'altro, la destra contro la sinistra, dice dai che lì parla bene, ma guarda che fuori quando le fine gli va a mangiare al ristorante insieme, per non dire che va da altre parti insieme, gli bruso con gli scarico. Quindi dobbiamo cavarsi via, e come che ne veniamo fuori? Ma dobbiamo cominciare a pensare a noi altri, a ci siamo, da dove veniamo, quali sono le nostre tradizioni, le nostre origini, e capire che noi altri con questa Italia qua non c'entriamo niente. Questa è una parentesi di 149 anni quest'anno, perché 150 non abbiamo ancora festeggiato e non vuoi mica festeggiarli, quindi demosela fare.
E come se devono da fare? Allora, se mi stasera potrei venire qua a fare il Salvini del turno, che non mi è neanche simpatico, e dirvi bisogna che soluzione più rapida per diventare indipendenti. Crimea. Se sveglia la mattina, gli ha aperto gli armadi, gli ha cattato e gli aveva un fusil per ogni famiglia e gli ha cominciato a pararli. Sbagliata, perché non volevamo fare violenze, non volevamo fare percorsi, e lo ribadisco perché dopo ti ascolta fuori. Che una volta sulle intercettazioni che abbiamo detto se troviamo un ristorante scioppettino, era qualche che ha tradotto, era calabrese, e detto minchia se trovano al ristorante con gli schioppi, che ha detto quindi capito che fuori, cioè, quindi onde evitare problemi, non vogliamo violenza, e quindi lei è impercorribile. Ma perché lei è impercorribile? Perché poi il Veneto è un popolo pacifico. Perché lo pacifico è Veneto? Domandiamoci anche perché. Perché non lo mia come il popolo albanese, quei dei dalmati lì che gli è sempre. Perché? Perché abbiamo avuto 1200 anni di questo, di San Marco, che regna non facendo guerre e violenza. I territori della Serenissima non sono mai stati invasi. Questi territori che ha chiesto l'annessione alla Serenissima, a protezione. Pensa che era dei territori tipo il Ducato di Mantova, che noi altri tra veronesi e mantovani potevo vedersi, perché io ancora ricordi. I mantovani gli pagavano la protezione della Serenissima, i Gonzaga le pagava, dicevano siamo piccoli, però abbiamo la Serenissima quanta cassa, qualche viene a roba nelle scatole, che abbiamo, e gli pagava la protezione, e non è mai sta guerra. È sempre regnato 1200 anni di pace, di cultura. Cioè Venezia era veramente la cultura d'Europa, e l'ha distrutta perché la dava fastidio, perché soprattutto non si assoggettava a qualche gara a Roma al tempo, e che ha sempre dato un po' fastidio. Pensa che a Venezia la sempre gestia, non era mia il Papa che comandava, magari il Doge, e il Doge e manteneva, oltre che il potere temporale, che è quello spirituale attraverso il patriarca. Pensa, si chiama tutti i vescovi, a Venezia si chiama patriarca. Pensa che dov'è il patriarca? Nella chiesa ortodossa, perché Venezia ai tempi era della chiesa d'Oriente, però il patriarca non l'ha mai comandato. Quindi se portiamo, guarda che tutte queste robe qua le te entra dentro e ti arrivi a capire perché è un popolo pacifico, laborioso, lavoratore, perché per centinaia di anni abbiamo sempre lavorato tranquilli, si sviluppato le arti, le culture, e abbiamo lavorato. Quindi niente rivoluzione, metti via i scioppi. Rivolta fiscale, bellissima, indolore, pacifica. Chi è che la fa? Domattina dice, anche stasera sono andato da uno, da un mio fornitore, perché durante il giorno lavoro, mia da estetista, vabbè, il mio fornitore, ti vedi, perché ormai la disperazione, l'etilagante, te la vedi, la gente ormai possa sentire storie, uno come lo vedo, so quanto caga in banca, come l'hai messo col lavoro e tutto, perché te la vedi la gente, la tensione che le riversa, che migliaia di aziende che lavorano solo per tenere aperti i portoni, ma alla fine non guadagna niente. E questo qua nella sua disperazione, che ormai le 2 anni che è in disperazione, perché ha una famiglia alle spalle e tutto, e mi dice ma bisognerebbe non pagare niente, solito discorso. Però bisogna mettersi d'accordo di farlo tutti. Quando ti metti tu d'accordo di farlo tutti? Quando? Bisogna che siamo realisti, se non stiamo a raccontarsi le palle che le stiamo a contare a Salvini, sono che le contano. La rivolta fiscale, sì, però ho detto che la gente che fa la fila dopo. La avevamo proposta 15 anni fa, non è la rivolta fiscale, e la avevamo fatta. Modello 740, non pago, con scritto rivolta, no evasione, rivolta.
Stato italiano può darti 1000 e sotto ho scritto non pago perché non ho i soldi per pagarti, punto. È l'articolo della Costituzione italiana che dice che ogni cittadino deve concorrere al mantenimento dello Stato in base alle proprie possibilità. Uno che l'ha in rosso in banca, che ha Equitalia, che ha il mutuo, che ha i fiori da dargli da mangiare, ancora si domanda pago le tasse o che do da mangiare i fiori? Ma lì bisogna tirare, a volte bisognerebbe tirarlo qualche volta, non lo tiro via. Ma ecco, però bisogna che si svegliamo. Bisogna che si svegliamo perché di fronte tra il vivere e la famiglia e i doveri della famiglia e pagare la RAI o l'INPS, cioè non è vuol mia che venga chiavegato o il prete che te le dice, c'è uno che ha da capirlo e che ha da andare via a fronte alta. Dobbiamo anche rompere questo muro di omertà che è nel Veneto, che di vergogna che non lo mi ha fatto pagare. Guardate che è quotidiano ormai. Chi non riesce a pagare, le aziende che non pagano, la gente che si indebita, che è un disastro, oltre che economico, in primis, è sociale. Si sta distruggendo tutto il tessuto sociale del Veneto, famiglie che divorzia, gente che si occupa. Abbiamo il record dei suicidi in Italia, siamo primi in tutto noi altri, siamo primi anche in questo. E ancora se domandiamo, ma dopo i 20 orme viene a fare, no, guardate che i sistemi, se si vuole, viene 1000 dei sistemi, perché se anche non te paghi, non te porta via niente nessuno. Io non ho mai visto un camion che carica una casa, non te ne porta via la casa, e te manda fuori. Sì, perché te mandi di fuori? Perché è l'indifferenza della gente, perché se preferisse girarsi là quando il tuo vicino è in difficoltà e pensare a se stessi, e questo è un male. L'egoismo, dopo che diciamo su questo non mi paga niente, sì, va a pignorare in casa cosa, sulla Promonte, ma mica l'ufficiale giudiziario, vedi che arriva solo lavatrici, forni, microonde, che arriva solo di tutto, e dopo gli avvisa, che quando te vieni mia, ma gli mafiosi no, i miei mafiosi gli è più furbi di noi altri. Gli più furbi perché prima la famiglia e per pagare lo Stato che sarà a tempo e va via. Guardate che noi altri lo abbiamo fatto questa roba qua 15 anni fa, ma che l'abbiamo fatto con i servitori dello Stato, con l'IFE. Non te che beati sulle spalle, te che dice mio che te vai via, io capisce, viene da là, dice oh sti vai a imparare come so. Cioè, dobbiamo veramente alzarsi in piedi. Ma questa cosa è un percorso ancora lungo, lunghissimo. Cosa si può fare? Me lo dito. Nei 20 anni io provai tutte manifestazioni, denunce, perquisizioni, arresti, galera. Mi manca il puntino rosso, quell'ASA, giusto, che spero che sia un'opzione da non metterla, ma la metto anche in conto quella, ma dovremmo farlo per i nostri fiori. Me lo dico sempre, la domanda che dovremmo porsi: quanto vale la vita dei miei fiori? Abbiamo tutti i fiori, o amici o parenti, ciameli come vuoi, che abbiamo tutte delle generazioni future che arriverà. Cosa che lasciamo ai nostri fiori in mano a questi delinquenti qua? Cosa? Un territorio? Una qualità della vita? Possiamo parlare solo di scheli. So che i veneti vi piace i scheli, infatti niente da fare, i veneti. Se dicevamo stasera qua mi parlava di Serenissima tutta sera, sì. Gli schei perché? Perché i schei sempre arrivati dal lavoro, no? Dalle ruberie o da robe illegali, dal lavoro. Mi piace anche la vita, la dignità, mi piace avere la casa bella. Non è mio peccato avere la casa bella, avere una qualità della vita che funziona, ma parliamo proprio di quello. Abbiamo confuso per anni benessere con qualità della vita. Io ho due robe completamente diverse. Benessere magari vuol dire avere invece di da mangiare la pizza ti dici vuoi mangiare il pesce, e anche lì per anni abbiamo eccesso
nella spruffonaggine, dovremmo dirlo, perché tanti ti chiamavi, dai andiamo in piazza con me a protestare, sto bene, una Mercedes, una casetta schiera, arrivati, nel Veneto tipo arrivato, la casetta e la macchina. Non avevamo più niente. Quando uno mi dice al giorno del co, mica qualcosa da perdere, non, guardate, lo dico chiaro, non avevamo più niente. Manca quel che sta bene, non avevi più niente. Perché dove sta bene, domanda sta male. Il passaggio dal bene al male, lei è talmente veloce che mi ho visto fior di industriali, quando che diceva le stesse robe 15 anni fa, che diceva che lì parla così perché non è mia da lavorare, non avevo sempre avuto da lavorare, sempre. E ho visto anche la crisi, perché nel 90 l'azienda del mio papà è andata a capoto. E ho passato le stesse robe che passa la gente adesso. Perdere tutto, a dover ripartire, però non è successo nel 90. Nel 90 te potevi rifarlo questo. Adesso, se uno si pianta adesso non si alza più. Non si alza più perché nel 90 ti trovi ancora qualche dunque da dare una mano. Adesso non te le dà neanche se va bene la mano. Devi da chiudere. Quindi quando mi parla dei problemi, ho visto che a mio papà 6 mesi guardarlo e non lasciarlo mi andare via da solo, perché te avevi paura che fesse dei gesti inconsulti. O passai. So cosa vuol dire quando le banche ti servono alla porta, quando ti chiude il conto corrente, quando ti viene ufficiale giudiziario in casa, lo so. Lo provai. Non è che sono lì a parlarvi di robe che non so. Cosa aspettiamo? Dovevamo cavarsi fuori da sta melma qua. Come? Allora, escludendo le 2 opzioni che avevamo detto, ne resta una sola, che è la più semplice, non facile ma semplice. Chiedere ai veneti se un giorno di maggio i ciapa vestiti a festa e va dentro una cabina elettorale chiusa, non è da sparare, non è da sigare, non è da fare gesti, non è da bloccare traffico, da dentro mettere una X e dargli fiducia a qualcuno che parla di indipendenza, non di autonomia, niente, ma per far cosa? Per fare una cosa molto semplice. Altri fate il vostro dovere. Dopo le rogne si sapevano altri. Ma siccome noi siamo nati in un DNA da rogne, le rogne le arrivano dopo perché lo Stato, come ha detto il Don, non è che sia tanto contenti se è il Veneto, dove voglio che vada il Veneto da solo, dove volevo andare? Pensa a Vicenza, una delle province più povere d'Italia o no? Cioè, cosa capivo Vicenza? Niente, sa che? Basta, non è altro. Cioè, che sì, che è un po' di orafo, che è un po' di concerie, che è un po' di arredamenti. Aspetta, che anche il vino, che anche il turismo, che anche una vita roba però. Pensa che la Vicenza, il tessile, pensa che Vicenza la fa il prodotto interno lordo del Portogallo. Puc, tac, pensa. Siamo poretti, Tutto il Veneto la fa il Portogallo, la Grecia, la Croazia, la Slovenia e la Romania. Come? Sì. Ma che la femo da soli? No, non mi fare. Guarda, i garagoni, dove voglio andare? Potevo farli da soli, guarda che avremo dei grossi problemi da soli. Perché se ne resta qua con i 20 miliardi che ogni anno ne frega. 20 miliardi che ne frega, ma tagliando le spese che gli resta a tutti e potevo tagliare le tasse al 50%, che tagliando le tasse del 50%, cioè chiedere ai veneti di pagare il 30% delle tasse, non subito, immediatamente, perché potrebbe essere un trauma per i veneti, perché è talmente abituato con 70-80%, te che dici domani paghi il 30%, oddio se fa, la Grecia non ha più i bollettini infilati nella cardenza da andare a pagare, non le fa più.
però lentamente portare le tasse al 30%, lasciandote il doppio in tasca all'imprenditore e anche al dipendente, invece del paghi da miseria da 1200 euro al mese, lasciarli nel 2000 e investire sulla qualità della vita. Cos'era la qualità della vita? La qualità della vita non è mia e schei. La qualità della vita è sapere che tuo figlio la mattina e va a scuola a piedi, da solo. Lei sapere che tuo figlio la sera la può andare fuori senza che sia i baluba che corre via. Lei sapere che è una sicurezza che chi sbaglia paga e va via, dal politico a quel che fa il matto. Mico sempre un modellino che è quel svizzero che dice che la Svizzera riesce a svalutare, in una crisi, che è la Rolex che l'ha messo in cassa integrazione indipendenti, pensate. Prima costava 27.000 euro Rolex, adesso che a svalutare costa di più, sì infatti costa 35.000 euro, se te lo vuoi te metti in lista e te aspetti, e se te le ordinare 27.000 euro quando arriva te paghi anche la differenza, se non te le da mia. E stesso, in una crisi in Svizzera era senza euro come fatto sta senza euro? Fuori dall'Europa, miseria, mi suona ogni tanto che ho per loro. Vieni a fare impianti a gas su tutte le Lamborghini, le Ferrari, tutti con impianto a gas, guarda che sta più dentro, guarda. Che gli anziani che l'ho vista anche lì a Zurigo, che l'ho vista nei bidoni di immondizia, dappertutto una roba impressionante. E io fuori dall'euro, che le fa mia. Gli svizzeri, quando sono andato a lavorare a maggio, che sarà venuto fuori da 15 giorni, chi mi ha riconosciuto alla frontiera, i doverieri, mi ha detto chi ha legato, ha detto questo qua, ha detto quello lì. Ha detto finalmente, ha detto vi siete svegliati voi veneti. Ho detto penso avessi, speriamo. Ha detto cosa aspettate a diventare indipendenti? Fa, voi siete più ricchi di noi, la Svizzera mi ha detto. Lo so, ho detto. Piano. Un paese dove che poche regole, dove non è uno stato di polizia come qua, che è lo stato di polizia ma quando la serve non la è. Dove chi va a lavorare sia anche un fratello musulmano, scusami, un fratello che non mia, con una sorella, e fratelli, vi dissento dalla voce romana, questo qua non deve mica diventare un paese chiuso, apertissimo il Veneto, lo vedo, come è sempre stata serenissima, con regole però, te vieni qua, io devo qua per lavorare, benissimo, te diamo tempo un mese per trovarti la casa, per trovarti il lavoro, comincia a lavorare, che deve avere una residenza, un lavoro e la fedina penale pulita. Caso contrario, via. Funziona così in Svizzera, non funziona. Quando ti finito di lavorare, non ti hai perso il lavoro, te vai a casa, te che il lavoro, te che mia la casa, te vai a casa, te che il lavoro, te che la casa e ti hai fatto un reato, te vai a casa, tutti e tre che servono, no? Punto, fine. Non si può mica trovare un avvocato a fare causa andare in terzo grado, no, te vai a casa, fine. La possibilità te l'abbiamo data, te torni a casa tua. Queste sono le regole che volevamo mettere. Andare in regione per far cosa? Fare una roba molto semplice, abbiamo fatto un programmino che dire che è molto semplice. Andiamo in regione e siamo il primo partito della regione, l'indipendenza la dichiariamo l'ora dopo che è scrutinio delle schede. Ma non si può il mio, non so che non si può il mio. Viene robe che non si può il mio, ma non te lo fermo. Ma i commissari alla regione? Sì, commissari alla regione, devono votare un'altra volta. Andiamo in galera, tanto ormai. Ma non stai che coraggio. Che le guardie carcerarie, finché si arriva dentro, che la maggior parte è calabresi, siciliani, sardi, andate avanti, perché questo è uno Stato che va abbattuto. Loro te le dicono. Guardate che piene meridionali, come dicevano altri, che vive in Veneto, che tifa per l'indipendenza del Veneto, più degli altri, che rumeni, albanesi, che tifa per l'indipendenza del Veneto, che lavora qua da anni. Perché non capisce? Mia amica aveva un dipendente albanese che era venuto a lavorare da me, dunque adesso che ha 27 anni, era venuto 11 anni fa che aveva 16 anni, era arrivato col balcone,
Però potete, sempre lavorare da me 8 anni, dopo 3 anni fa, ho detto so come fra lei, mi metto per conto mio, sulle tornate volta perché poi ho detto ma c'è tanto da pagare, ho detto, pensa, ho detto paghiamo, non ci resta nulla, benvenuto, welcome in Italy, ho detto, benvenuti, ed è così, e lo capisce, cioè, non ha mia senso, non è un paese d'Europa che tratta la propria gente che lavora, che produce la ricchezza che mantiene questi parassiti qua, e tratta scarpe nel culo. E noi si chiamano tratta scarpe nel culo. Quindi in regione per dichiarare l'indipendenza, con la maggioranza, non vincemo mica le votazioni, perfetto. Cosa fai i consiglieri regionali che va dentro là? E si mette lì a parlare con la donna San, a vedere se gli dà una carighetta, no. Abbiamo tutti dei punti altri che è quello perché da andare in regione? Perché guardate che c'è gente da convincere e da spiegare che cosa è l'indipendenza, che ne è ancora tanta. Sicuramente qua dentro stasera il 99% è favorevole all'indipendenza, ma non è che sono a casa di guarda che era la sala piena, sono contento, io ho convinti tutti, no, dobbiamo convincere qui che è fuori, qui che va a giocare alle macchinette, qui che va lì a casa adesso che si guarda la De Filippi o Grande Fratello o l'Isola dei Famosi che Rocco Siffredi, ora lì tutti lì, vediamo sto Rocco Siffredi, cioè che abbiamo la gente che è a questo livello qua, che abbiamo i giovani che non ha più cosa che effetto fa, una volta che vai in attività te dici che la lascio mi fiola, adesso è come te che dessi una corda da mettersi al cuore con la pierra attaccata e dice ciao figlio te vuoi bene buttate su, cioè stiamo distruggendo tutto. Quindi andare dentro la regione per cosa? Per fare i sughi del potere destra e sinistra? No, per continuare a battere sull'indipendenza dentro, continuare a chiedere che ai consiglieri regionali che è dentro firma questo, mandare avanti cose e soprattutto andare sul territorio, cosa che manca. Mi ho messo un punto. Scusate se continuo a chiamarla Donna Sam, ma ormai la entra nel mirin, e quando uno mi entra nel mirin e mi tocca, l'è finito. Cosa voglio fare per le aziende? Proponemo delle cose, ma mi vuoi andare sul territorio? Perché quando viene in Italia da un'azienda o l'Inps, da un'azienda che sta lavorando e che ha difficoltà a pagare i contributi, mi ha sempre detto in tutto il mondo che è meglio avere che la vacca da Monza popolate ogni giorno che comprare la vacca, e quando compri la vacca non te la mangi più. Allora bisogna andare a difendere quelle aziende lì attivamente e fisicamente, scendere, la politica la esce dai banchi e la va in mezzo alla gente a difendere dove lo Stato attacca, e cominciamo a far gruppo, perché far gruppo è importante, perché c'è tanta gente che sarebbe disposta a lottare e a mettere la faccia, ma non sa dove, l'aggregazione, che manca l'aggregazione, perché che 1000 gruppi che nasce, che muore, e anche sto qua, alle regionali non vedrei niente partito che ha legato per l'indipendenza, perché sarebbe un pazzo se avesse la presunzione di far da solo. Dobbiamo fare insieme con gli altri, insieme con regole chiare e con gente che abbia le idee chiare, perché politicanti riciclati non ve ne volemo mia. Questo è chiaro. Quindi ho già fatto un passo in brio, sono davanti e mi ho aggregato, ho fatto un passo in brio perché ho sentito odore di bruciato. Allora, siccome che per me non è mia così fondamentale andare in regione, è importante, ma non mi cambia mia la vita, perché non è che lo scopo della mia vita sia la politica e la carriera. Lo scopo della mia vita è fare robe che non abbia da vergognarmi, me e anche a miei fiori, e quelli che mi segue, che è tanti, e che ringrazio sempre perché è gente che si dà da fare, che organizza queste serate qua, che durante il giorno fa gruppo, ormai siamo veramente una famiglia forte, su Treviso, su Vicenza, su Padova, su Verona, stiamo crescendo e facciamo questo gratis. Gente che lavora e dice go da fare, vento con me, go da fare. So io quanto volevo da farmi a casa? Tanto. Col lavoro, go trifioi,
continuo a far fiori per combattere l'immigrazione clandestina e che abbiamo da fare tutti quanti. Se tutti quanti ci guardiamo quel che dobbiamo fare a casa, è chiaro, come a tempo William, che è indipendente pubblico, ha qualche difetto che non diciamo qua in sala stasera, però mi sono contento, le mie soddisfazioni, lei che quel che sto facendo da 20 anni, ho creato tanti piccoli che cresce, che va avanti, che diventa leader anche a loro, è giusto, perché non può mica essere una cosa centrale. Mi credo che una persona, quando che le dà un messaggio, se la le tiene solo per ella, vuol dire che le sbagliato il messaggio lì. Perché cada cresce persone di Dio che le diventa autonome, che le va avanti, i discepoli, giusto? Abbiamo da crearli, chi va in giro per il Veneto, chi diffonda il messaggio, ma tutti quanti stasera qua dovevi diffondere il messaggio. Se mi vieni qua per vedere chi ha legato, ho visto chi ha legato e sono contento, perché se andassi a casa così non vi capivo niente. È molta similitudine con il tuo lavoro sta roba qua, però. E di andare a casa e diffonderla è come proprio andare a messa e dire ho visto una bella messa, fine, dopo magari ti passa in parte quello che non ve le fa e ti dici guarda che lì, cioè bisogna che trasmettiamo e bisogna che quando andiamo fuori qua stasera, se abbiamo capito perché dobbiamo fare l'indipendenza, non solo perché ma per i fiori, per una vita migliore, dobbiamo trasmettere a quei che è a casa, che guarda il Grande Fratello, a quei che è a giocare alle macchinette, dobbiamo ciapparli, poi per i capelli, e dire che viene fuori, a quei che è disperati, che ne è tantissimi, dobbiamo andare a dirglielo, non disperate, non occuparte, non toglierti la vita per sto stato qua, non ne vale la pena. Ho avuto una discussione tempo fa con uno dell'associazione partigiani e ho detto ma i nostri padri sono morti per la bandiera lì. Ho detto anche a me, ho detto due prozii che è morto in Russia, uno a 24 anni e uno a 28 che ha due fratelli, ma se tornasse in Rio e si vede che gli è morti in Russia per scilipoti, c'è che manca solo Pippo Baudo e dentro dopo che tutti erano, cioè è morti per questo qui là, è morti per questa roba qua, è morti per cosa? Che ideali che vedi qui che andava là? Tanti che vedi ideali e tanti stai obbligati ad andare, come nella prima guerra mondiale che sparavano a schiena si andasse avanti, tanti veneti avanti. Che mi intitolare via Caporetto a dei generali che si fosse adesso in crimine per crimini di guerra, là, questa Italia qua, che la casa radica è il meglio, 5 milioni di veneti che in giro per il mondo, costretti a emigrare e l'immigrazione continua adesso. Va via il meglio da qua e se torniamo qui e ti si scappa dalle guerre, si può capire, ma non è che possiamo, cioè, non è che possiamo tornare tutti, cioè, perché se risolveremo un problema loro, ma se ne credemo uno altro, cioè che deve essere un controllo del flusso migratorio. Ma questo Stato qua non è in grado, questo Stato qua si è già venduto tutto, parte del petrolio, per interessi che sotto, e viene qua, ormai lei all'ordine del giorno l'azzeramento della nostra cultura, delle nostre tradizioni, discussioni a scuola per tagliare fuori un crocefisso o no. Io non sono un gran frequentatore dei luoghi di culto, però mi dà fastidio perché mi riconoscono il crocefisso, mi riconoscono. Qualche volta mi scappa di dire qualche brutta parola, ma qualche volta dico anche qualche preghiera, cioè non mi capivo perché a dargli fastidio uno che viene qua. Mi vado spesso nei paesi islamici e quando arrivo a casa per ore mi cavo le scarpe e se te vieni a moschee e ti metti i sacchettini per andare nelle moschee e con amici arabi, ma hai avuto problemi. E ti rispetta, anzi una volta siamo sentati giocare una donna imam che abbiamo pregato tutti quanti che l'erano tale, ho detto, ma ti sei musulmano? No, ho detto, sono cristiano, e lei ha detto, dici la tua preghiera, e questo problema lo pregano insieme, cioè, non miami queste, non è che sono radicati su certe robe, ma guarda che siamo noi altri che sappiamo i problemi, perché là le regole è queste, appunto, te ve là, non si può fare così, appunto, questa, l'altro donna non la pone in giro in minigonna, e la ragione, se queste le tradizioni, appunto, e ti qua con l'insogno te ne viene in giro, fine, appunto, e basta.
Mi figlio che mi domanda, era Santa Lucia? No, è mia Santa Lucia, carino. Cioè, è piccinino, cioè, mi spiego. Allora, mi dà fastidio, queste sono le regole, punto. Poche regole, te vieni qua, ti rispetti, ti dà fastidio, te vai a casa tua. Non è mio razzismo questo, non è fascismo, non è nazismo, le regole. Un paese senza regole e soprattutto che non gli fa rispettarle è un paese destinato al fallimento, come siamo noi altri. Quindi bisogna che sia il segno, bisogna che tiriamo via il controllo di questo Stato qua agli italiani che gli ha dimostrato di essere incapaci e riceviamo altri come lavorando meno. Come lavorando meno? Sì, bisogna lavorare banco. Manca questo che c'era tanti anni fa. Lavori meno e guardai quello che succede fuori, perché non è mia demandando al politico, al commercialista, all'avvocato che funzionano le robe. Siamo noi altri che abbiamo la responsabilità dei nostri figli e del futuro dei nostri figli. Te che non metti mia in mano un politico la responsabilità dei tuoi figli. Mi sei me piccinino, lo porto a scuola, lo metto davanti a scuola e guardo che vada dentro, perché che lo metto in mano il primo che passa? Cioè qua, mettere in mano i nostri figli a sta classe politica qua, tutta. È come portare tuo figlio al campo Roma la mattina te che dice singolo, scusa, me lo porti a scuola aperta poi. Cioè, siamo a livelli così e che abbiamo ancora titubanze se reagire, come reagire, aspettiamo, diamo che fiducia a Renzi. Non so, cioè, mi veramente sono, ho detto, è una questione ormai non è una questione politica, è una questione ormai che vuoi capire cosa viene nella testa della gente. Terzo governo chi fa senza chiederne cambia, non va a parlare nessuno. Abbiamo fatto anche la rivolta lì del 9 dicembre, sì, è stata una bella aggregazione, ma giusto che mancava l'organizzazione, ma organizzare la rivoluzione non è che si fa la fatica. Si fa fatica. Devo provare, è stata una prova di forza, lei serviva, tutto serve. Guardate che sta campanella dell'armi che dica sentito a Roma, infatti che cambia l'ete e la manda a casa. Ma era poca gente, poca. Deve essere che è talmente tante condizioni, scuse, e per fare la rivoluzione in Italia, le è tutte, dalla classe politica, l'economia, la crisi, tutte le condizioni però non le viene fatta. Non le viene fatta, non la scoppia mia rivoluzione. Se scoppia la rivoluzione, la scoppia al meridione, la scoppia. Prima là la scoppia, perché là le anni di assistenzialismo, quando gli tira via, allora sì, qui chi va l'armadietto e dentro il coso e le dopera. Ma noi dobbiamo guardarselo altri. Se in Veneto che questa cosa qua non è mia colpa dei forestali calabri, non è mia colpa dei dipendenti di Roma, è colpa nostra e dobbiamo rimediare agli errori che abbiamo fatto per anni, anche i nostri genitori che hanno fatto degli errori, giusto? Dobbiamo rimediare adesso perché ne va della salute e della continuazione della nostra generazione, dei nostri figli. Questo vogliamo fare in Regione Veneto, assolutamente, fermamente vogliamo fare questo. I Veneti voteranno ancora Forza Italia, PD, Lega, NCD, Grillo, che la scelta è ampia, nessun problema. Per me è l'ultima esperienza. Le go prove tutte, le sta una bella esperienza, ho sacrificato 20 anni della mia vita perché credeva. Questa è l'ultima corsa fino a maggio, i Veneti decide ancora questo, no, basta, go tre fioi, d'uno io mi ho visti perché uno che ha quasi 20 anni stava, quell'altro che ne ha 16, me godo il piccinino che ha 9 anni, manco quello, go il mecagnetto, il primo che aveva a casa mia mi parla di politica, c'ha una legnata in mezzo ai cosi e basta, e uno si va a parlare su strada, affideve a Civoli, allora basta, chiudo perché è giusto che insomma te provi, te fai il massimo, penso che dopo uno che ha fatto 20 anni sia sufficiente e vorrei però che la fosse veramente una volta buona, che ne veniamo fuori prima di andare in decadimento totale, perché, e concludo,
Guardate che non è mia vera il discorso che per fare le rivoluzioni che vuole la fame, il famoso discorso che si dice se sta ancora massa bene, ancora massa gente nei ristoranti, non è mia vera. Perché uno cada combattere, quando cada difendere qualcosa, non quando il barbon che dorme sotto i ponti, prenda da un barbon che dorme sotto i ponti e dire vieni a fare la rivoluzione con me. Non fa niente a quelli, perché è una bottiglia di grappa o di vino a posto. Bisogna lottare quando ti hai qualcosa da difendere, non quando non ti hai più niente. Quindi se no la femo adesso è chiuso. Questa qua diventerà la zona industriale della Germania. Il piano non è quello, guarda. Distruggere le aziende, arriva investimenti esteri, sì, ci arriva, io ho chiamato la tua azienda la volta la avrei a 1 milione di euro, adesso te ne do 100.000 se te vuoi, e se no te vieni qua, bella bandiera rossa con queste linee gialle fuori, contratti di lavoro pattuiti con i sindacati, 700 euro al mese, se no sta a casa. E questo è il futuro. Allora i nostri figli li va a Londra. Mio figlio è andato a Londra a far che? A lavare i piatti. Mio figlio è andato in Australia a far che? A cameriera. Amici dei miei figli erano una parlo mia de va in Australia a fare i camerieri con quelli che abbiamo qua, prima regione d'Italia per turismo. Siamo riusciti a fare turismo a Rosulina Mare e a Sottomarina. Mi piace il mare. Ho girato dappertutto il mare, ma porta pazienza. Se fai un tuffo a Sottomarina o a Rosulina Mare, se la fa nella busa delle anare che ho a casa, è uguale. Eppure i veneti riusciti a far crescere quelle zone lì anche. Alberghi, skate, siamo buoni da fare qualcosa. Industrie, abbiamo le eccellenze, la Luxottica, abbiamo pensato, la prima industria al mondo per occhiali a Belluno. La fiera internazionale del gelato, dov'era? A Dallas? No, a Longarone. Longarone che è la fiera internazionale del gelato, la prima fiera al mondo per gelato. Sapete cosa che è voi l'indotto del gelato? Tra gelati, macchine e tutto quanto? E tutte quelle aziende lì a Belluno. Arredamento, che mo l'eccellenza in Veneto di arredamenti, pelliccerie, orafo, meccanica di precisione, cioè almeno su mia cosa è che non avevamo mia qua, stiamo chiudendo tutto, chiuso, vendersi, affittasi, ciappi va all'estero le nostre aziende non è che le va in Moldavia, le va in Austria, le va in Svizzera, e quando te vai in Austria e Svizzera te ne più di oltre. Perché in Moldavia magari tira 4 sciuppette e te vende oltre, ma in Svizzera te ne più di oltre, perché quando vai là in Austria e ti dice cosa ti serve il capanò, dopo 20 giorni ti dà il capanò 24 ore per l'allacciamento dell'energia elettrica. In Austria 24 ore, come qua, questa roba. E qua dobbiamo combattere contro le tasse, contro la burocrazia, e stiamo a galla. Basta dire sono contento perché sono riuscito a pagare tutto, non è mia contento, non è mia contento uno che ha la laurea per pagare, uno è contento quando lavora il giusto, quando il sabato può dedicarlo alla famiglia, alla domenica, e le dedica alla famiglia perché con i soldi del suo lavoro riesce a godersi quei soldi lì, stare in famiglia, allora cresce le famiglie e che è un tessuto sociale forte, se no siamo solo qua per skate, per la corsa a rialzo e le finire tutta quanta. Quindi l'obbligo nostro e l'impegno dei noi altri del gruppo è di aggregare tutti gli indipendentisti veneti, fare un grosso blocco che va in regione, dargli la possibilità ai veneti di mandare avanti queste persone qua, soprattutto di chiamare quelli che non daranno a votare, perché sarà un forte astensionismo, come è successo in Emilia Romagna, e chiamarli fuori e dirgli vieni qua, fa la roba più rivoluzionaria della tua vita di mettere una X. Basta, grazie.
E se c'è qualche domanda anche proprio. C'è qualche domanda? Vi ricordo che tutto quello che facciamo noi altri qua è sempre fatto con i soldi del gruppo, vendiamo del gadget fuori, qualcuno vuole lasciare anche un'offerta, la cappiamo volentieri perché ci muoviamo proprio finanziariamente con le entrate che abbiamo da questo, perché avremo parecchie spese anche da sostenere. E se qualcuno soprattutto vuole farsi la tessera, che è un riconoscimento, resta informale quello che facciamo, ma se soprattutto se uno vuole fare una parte attiva, dire fa cammino nel mio piccolo, nel mio paese, nel mio quartiere, basta che gli sei i nomi, in fondo viene la Maria Carino, la Cinzia, e di fare squadra, perché l'importante è fare squadra. Se vi domande siamo qua. Domande? Solo 10 euro domanda. No, voglio solo che dice che almeno non fa me vai, perché dice che non puoi mai a tutti quelli che trovo. No, ma dobbiamo, se stiamo giocando le ultime possibilità, perché ripeto, guardai anche la proposta della Rico che ha parlato prima della moneta elettronica, guardai che in un Veneto indipendente se può veramente uscire da quello schema che ne è abituato, anche come ha detto la Rico, importante, che uno è normale che uno paga, se paga per stare 100 che abbia da targhe di oltre 150, che anche oltre le 180 o 200, cioè non è mia normale questo qua. Guardate che uno dei mali di questa società qua è proprio il fattore finanziario e economico. Mi penso sempre quando continuo ad andare a queste borse, dico ma la borsa cosa serve? Serve le borse, non mi ha capito. Per far diventare matti la gente, perché se uno ha 4 schede e gli dà a un'azienda o nel circuito di aspetta che ho 100.000 euro, mica non mi serve, gli metto lì che chiediamo a qualche dunque che ha delle idee. Qua invece i soldi guadagni di borsa su cosa? Su scommesse, scommesse, come andare alle macchinette, ti scommetti che il rialzo dell'oro, del petrolio, questa è l'economia, e gli manca i soldi per fare i lavori e per far partire la vera economia che manca. Maria, vuoi dire qualcosa? Dai, andiamo qua, la voce della donna, questa è la terrorista più grande del Veneto, vedi che... Come che ha detto Lucio, sono una terrorista, però una terrorista buona, non una terrorista. Tanto è vero che ieri è catechista, come prima che ho detto. Comunque buona. Vabbè, dai. Comunque una cosa vuoi aggiungermi a quello che ha detto Lucio. Sono d'accordo, non al 100%, al 200%. Qua che un bisogno di donne anche, non solo di uomini. Mi lavoro nella mia zona del Treviso, stasera sono venuta qua non per te solo, ma perché è giusto anche essere presenti e darsi sostegno l'uno con l'altro, perché è questo che abbiamo bisogno, di sostenersi sia anche economicamente, perché come ha detto prima Lucio, facciamo tutto di tasca nostra e non è facile perché le spese che insomma su tutto questo. Un'altra cosa, mi dico, io come donna ho vissuto tanti anni, anche a me, duri, ho toccato il fondo, mi sono rialzato, toccato il fondo, mi sono alzato, sono finito in galera come lui, sono visti fuori. Scusami, parlo in Veneto perché io non sono come a Radoni che mi vergogno di parlare italiano, cioè devo parlare italiano, mi vergogno di parlare italiano perché mi sono veneta, questo è che tengo anche a dirlo. Tanto è vero che ormai non so neanche come scrivere in italiano, scrivere in lingua veneta anche su Facebook. Basta che a volte mi riesce, ma non riesco proprio a scriverlo. Ormai è questo. Comunque, diciamo, l'importante è essere forti, parlare con le altre donne che abbiamo più forza di uomini. Noi non siamo il sesso debole. Ricordiamoci, mio marito, che è qua presente, lui lo dice sempre, dite sì, cioè, siamo una coppia, non sarebbe quella che sono se non avesse mio marito.
e lui non sarebbe quello che se non fosse. Però questo perché? Perché noi altre donne abbiamo molta più tenacia su certe cose. Questo mi riconosco. Guarda, se presente donne che mi vede, che può dirlo, che altrettanto ha forza, che sia Cinzia, che sia Maria, che sia moglie di Valentino qua, c'è tante belle persone qua che sta zitte in un angolino, però altri non sapete quanto che lavora queste persone qua. Mica te io riconosco, non perché non voglio essere femminista, riconosco anche il valore di tanti uomini che qua presenti, perché io non sono femminista, sono credente. Nei momenti di sconforto mi ha aiutato tanto la mia fede, soprattutto quando ero in carcere. Ho pianto, ho pregato, la mia fede mi ha aiutato, però mi dico anche questo, abbiamo fede anche nell'indipendenza, perché potremo, e è il nostro diritto, non dobbiamo alzarsi e calpestare in questo, perché il nostro diritto è un dovere. Non il diritto perché siamo veneti, diritto di ogni uomo e di ogni donna di difendere la propria vita, di difendere la vita dei nostri figli, nel bene e in tutte queste. Perché quello che lo Stato italiano si deve fare nella nostra famiglia, ai nostri figli, scusami la parola brutta che mi viene da dire, uccide la nostra famiglia, perché tagliamo le gambe ai nostri figli e se continuiamo a sapere che lo Stato italiano fa quello che si deve fare su di noi altri. Basta, non mi sento di aggiungere altre robe, mi chiedo come che ha detto Lucio, quando che sei maggio, entriamo in quella cabina elettorale là, tranquilli, vestiti anche bene, perché fiduciosi, mettiamo che Benedetta Crocetta su quel simbolo indipendentista, senza essere rivali, credendo e anche cercate di parlarne alla gente, quel passaparola, cioè parlare al vicino, Io mi sono sorpresa quando sono uscita dal carcere, perché pensavo che la gente mi dicesse qui sei una terrorista, stando meglio che stiamo distante. Inizialmente avevo anche un certo che da di mezzo alla gente, però ho visto che quando andavo fuori la gente mi viene incontro Maria, te sei coraggiosa, ma io non sono eroina, io sono finita in carcere per come che sono andata a me, come che sono andata a Russia, per andare a qualcun altro. Non siamo eroine, non siamo patrioti come che tanti vogliono programmarsi, siamo persone semplici, persone che credono all'indipendenza, persone che lottano per sopravvivere e per non perdere quel che avevamo, perché quando che abbiamo perso tutto non è che lo temo, quando che avevamo qualcosa che avevamo da difendere, come che ha detto Lucio. Grazie. Bene, c'è qualche domanda? Se no... Sì, mi dava domanda. Prego, signora o signorina. I nostri vecchi, diciamo, gli anziani, le pensioni, no? Tante si domanda, ma le pensioni dopo cosa che succede? Questa è una delle domande che viene fatta spesso. Infatti, giusta domanda, perché infatti il programma che abbiamo scritto è proprio rivolto anche alle persone, quelle che si trovano le scuse per non fare le cose, perché tante volte quando si propone qualcosa che è bello alle persone, proprio per un retaggio culturale e anche di oppressione che sta per tanti anni, che sembra impossibile, si chiama anche la sindrome di Stoccolma, quando uno si è abituato talmente bene al suo oppressore, e quando ti deve offrire la libertà dice, beh insomma, sarà schiavo, però mi dà sempre da mangiare, come suo, la paura di andare in meglio, è proprio la paura di andare in meglio, perché in peggio non ti può andare bene, perché lo dobbiamo accertare, insomma, che economicamente, finanziariamente e anche mentalmente noi siamo predisposti per una vita migliore, ma lo vediamo anche già, insomma, nei nostri paesi, con tutte le difficoltà che ha i comuni, che ha i sindaci, che ha insomma i nostri paesi, che ha sempre un decoro che non è mia quel che ti vedi in certe zone d'Italia o qua a Roma, che l'ho visto che è roba incredibile. Cosa succederà? Ma succederà sicuramente a questa domanda va risposto con un'altra domanda, ovvero
cosa succederà delle pensioni italiane a breve? Perché a breve succederà che qualcuno non avrà i miei soldi, andrà in posta e gli dirà mamma che tira via 13 euro alle minime. Quindi questo sistema qua è destinato sicuramente all'implosione, in quanto il taglio non le fa mia nelle zone di spesa, ma le fa alle persone che sopravvivono. Quindi i nostri pensionati sicuramente li avrà mia il futuro, e tantomeno che lavorerai i giovani che in questo momento qua, se è fortunato, sta lavorando e sta pagando per mantenere i pensionati che e per mantenere i privilegi di quelle persone che continuano a rubare e a vivere sul sistema. Quindi cosa succederà? Succederà che se diventiamo indipendenti sicuramente le pensioni le saranno a doppie e i pensionati che avranno molti ma molti più privilegi di quello che ha adesso, perché adesso rientra a te proprio come le cose. Infatti avremo anche il punto di assistenza ai cittadini, delle imprese, hanno fatto veramente dei punti, la sanità, l'assistenza agli anziani, ai portatori di handicap, istruzione, pubblico impiego, tribunale Veneto, case popolari. Tutte queste cose qua le finisce sempre, quasi spesso, con priorità ai residenti in Veneto intesi come quelli che attualmente ha già la cittadinanza. Questo è importante, perché sono residenti, anche uno che è appena arrivato è residente, ma deve avere la cittadinanza. Quindi in primis a chi ha già questa situazione qua, e a chi non si può provvedere, insomma, se si riesce, buono. D'altronde uno che ha una famiglia prima pensa al suo figlio e dopo a qualcun altro, però deve essere un punto fondamentale questo qua, che è salvaguardare soprattutto le nostre generazioni. Non potremmo mica permettersi che vada via i giovani, andare all'estero per avere un futuro migliore. Le ho risposto, signorina Penta. Dimmi. Sempre in giro, anche voi gazzebi, quando si parla di indipendentismo, e ora cosa succede? Magari ne ha da essere, non ne darà mai. Cosa non rispondere alla gente così? Allora, la domanda è sbagliata, perché l'indipendenza non ti devi mica domandarla, ma ti devi dichiararla. Quindi noi non ne darà mai, né giusta come cosa. Quando ti dice noi non ne darà mai, te che dici te che hai ragione, infatti dobbiamo torsere, appunto, e basta. Sì, però diventa una scusa, una scusa per non fare niente comunque. Esatto, infatti anche lì, in più che un consulente politico puoi assumere uno psichiatra che ne segue, perché c'è proprio bisogno di cure psichiatriche. Allora sta lì a convincere chi è ormai malato terminale di sindrome di Stoccolma, è un'impresa mission impossible. Lascia stare, ti auguro una buona giornata, che Dio ti protegga e viva il re, e lascialo lì, ti dici no, lascia stare, che dici sta pure così, ma altri lottiamo anche a partire senza cioè 10 parole e anche massa, così, lascialo lì tranquillo, ti si va a stare lì, state preoccupati. Ecco, questa è una frase che funziona spesso: non preoccupate, che dici che quando faremo l'indipendenza del Veneto tutti devono continuare a pagare le stesse tasse del prima. Infatti è giusto, perché non riesci a portare degli scompensi a queste persone qua, che è giusto che se uno sta bene così, sta bene il 70% di tasse, continuerà a pagare il 70% di tasse, che dopo 2 livelli di tassazione, quello binario dritto e quello per chi vuole mantenersi. Altre domande? Anche al dono, si può fare le domande anche al dono? Sto fuori servizio. Bene, dimmi. Quando ho visto qua sul cartellino Don Marino Ruggero, ho detto finalmente i calabresi ne danno a male. E invece gli è un dono davvero. Bella battuta. E allora, volevo fare una domanda a questo punto a Don Chiavegato, non so, no, con una considerazione solo. Mi parlo ogni tanto con un certo frate Emilio da Verona, che è una persona spirituale, insomma. E quasi giustificandomi, una volta che ho detto, attento Don, guarda che mi sono tranquilli lì. Su mia sta in galera, ma quasi dico, se anche mi metteva, mi condivido quell'ideale lì di indipendenza.
E allora mi ha domandato come mai. Ecco, ho detto, perché io non sono stufo di sentirmi ladro, perché per arrotondare a uno Stato che mi ruba devo rifarmi male sui clienti. E a volte è uno dei ripieghi che bisogna fare, gonfiare un po' i conti, non se ne scappa, oltre che all'evasione che anche sto fatto qua. E dico, per orgoglio mio personale, da cristiano, sentirmi come stesso ladro non mi va. E allora mi guarda e mi fa, ma guarda che se 2000 anni che il potere ruba, dove è la novità? E allora gli mi ha messo un po' in crisi e ho detto sì, è anche vero, però fino a 2 elezioni fa, che bisogna andare in Drio ormai dei secoli, no? Quando abbiamo votato una delle ultime volte, tutti i partiti erano federalisti e sta un momento che tutti in programma aveva il federalismo. Carlo Cattaneo lo citava pochi allora come adesso, no? Che è una bella teoria quella di Carlo Cattaneo. E a quel punto lì dico, che scelta bisogna fare dopo? E a questo punto l'avevo messo lui in crisi, lui ha detto, sta attento. Allora se anche mi difendessi questo Stato qua, dove adesso tra l'altro mi propone la Bonino che la passa dall'aborto al Quirinale. Mi da Boccia ho visto una foto della Bonino che aveva praticato un aborto e che lei